Buonasera da Sportisili al mister dell'Accademia Trapani, mister Amoroso. Vittoria dell'Accademia Trapani che mancava dalla terza giornata, in occasione della quale venne sconfitto il San Vitolo Capo per 2-1. Cosa si prova a tornare al successo per i suoi ragazzi? Era un successo che volevamo, sapevamo la difficoltà della gara, la delicatezza dell'incontro, quindi io credo che hanno fatto un grande lavoro. Ragazzi, davvero la preparazione della gara è stata ottimale dal punto di vista mentale, anche se il calcio di rigore così preso dopo 6 minuti, insomma, ci aveva un pochettino destabilizzato, però siamo stati bravi a non prendere la tramontana e a cercare la via della rete con quello che sappiamo, con le armi che abbiamo, quindi sono molto soddisfatto non solo per la vittoria ma soprattutto per la prestazione. E a proposito di armi, Serkan si dimostra essere un'arma letale, specialmente quando viene trovato in profondità. Io avevo forse un debito, anzi lui nei miei confronti, perché sono stato l'allenatore che l'ha tenuto a battesimo nel lontano 2015, quindi sono passati 9 anni da quel momento, quindi mi aspettavo da Seggio quello che lui sa fare, che questo è il suo repertorio, l'ha messo in atto. Dico, è un condottiere, una persona che come dire, in un momento di difficoltà si è fatto trovare pronto, così come si sono fatti trovare pronti tutti. Siamo all'inizio di diciamo, di quello che vogliamo, una ripresa che deve essere basata sulla cattiveria, sulla determinazione e sul senso di appartenenza. Se io sono qua con l'Accademia perché ho senso di appartenenza e la cosa è reciproca con la dirigenza, quindi questo credo che debba essere anche il messaggio che devono fare proprio i nostri giocatori. Abbiamo una pelle che abbiamo costruito in questi anni, quindi senza questa determinazione difficilmente riusciamo a ottenere risultati, quindi avanti così, con umiltà. Non abbiamo, già da martedì siamo al lavoro, già da oggi, da questo momento pensiamo alla prossima, quindi come dire, testa bassa e pedalare. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.